Bene. Allora, prima di iniziare abbiamo come sempre invece un altro politico che si trova da un'altra parte del mondo, andiamo a vedere dov'è, lui è l'assessore Contin, credo si chiami una cosa del genere, sentiamolo un po'. Eccolo lì inquadrato, buonasera Gaetano. Eccoci qua, buonasera Giorgio, assessore. grazie Ma della che linea. tempo, scusate, che tempo fa lì, visto che ha gli occhiali da sole, non riesco... No, l'assessore, qui fa lo stesso tempo che fa lì da voi, immagino, però il nostro assessore ci tiene a tenere gli occhiali da sole e noi abbiamo... Un'acqua che il Signore manda. Ecco, sì. Va bene, raccontatemi. Senz'altro, Giorgio. Grazie allora Giorgio della linea, un saluto naturalmente a te e anche al vostro ospite, il sindaco Giordani. Noi abbiamo un altro ospite, l'assessore Ciano Contin, lei leader del movimento politico. Molto buio Femociaro, Sì, ricordiamolo sempre. Voglio fare anche un saluto a tutti i miei elettori che mi seguono da casa. Solo a loro, che mi immagino. Sì. Può anche salutare anche tutti gli altri, Anche no, prima mi vota, dopo forse saluto. Per piacere, assessore, per piacere. Allora, entriamo nel vivo del tema di oggi. Ha sentito questa questione legata all'Euro 4, alla circolazione dei circolazione dei veicoli. Lei che idea si è fatto? Cosa ne pensa? Vede, dottor Giorgio Borile. Non sono io. Giorgio Borile è dall'altra parte. Che mi intervistava Giorgio Borile. Sì, no, è dall'altra parte. Ma io la intervisto sempre io, per quale motivo? Prego. Senz'altro. La fisicità inganna, delle volte mi confondono. E io che sono fiatin pipanza rispetto a Giorgio. Ogni modo, torniamo al tema, al gocciolo della... Nocciolo. Questo dell'inquinamento è un po' una piega della nostra società. Piaga. Senz'altro, che io vivo non solo come politico, ma anche come cittadino. Che il disagio ce l'ho anch'io come cittadino. Per dire che mia moglie ha una macchina vecchia del 2011, Euro 4, e a me mi voglia di cambiarla. È macchina? No, femmina. No, per piacere, assessore. Ma macchina finché ti avvota, teniamo. No, allora, assessore, stiamo parlando di macchine, di automobili. Sì, ma anche mia moglie deve dirci cosa che non consuma. Per piacere. Allora, ritorniamo sull'argomento macchina. Cosa che maciaco stiamo a perdere. Assessore, stiamo parlando di inquinamento. Appunto, inquinamento acustico, mia moglie. E se sempre e sfora i limiti ogni giorno mia moglie. E poi questo è il periodo peso per l'inquinamento acustico, perché c'è anche il periodo dei marroni. Allora assessore abbia pazienza, cerchiamo di ritornare un po' sul nocciolo appunto della questione. Parliamo di traffico, ma parliamo anche di soluzioni. Perché quali sono le soluzioni del problema secondo lei di Molto Buio Femociaro? Senz'altro una delle soluzioni principali è quella di considerare che i modelli nuovi è tanto meglio di modelli vecchi. Stiamo parlando sempre di macchine. No, femmine. Ancora per piacere. L'ultima considerazione che voglio fare è questa però è importante, che la soluzione più pratica per tutti credo che sia il noleggio. Lasciamo decidere i nostri telespettatori a cose che ci stiamo riferendo. Va bene. Però, assessore, la riporterei veramente sul tema con serietà. Quali soluzioni avete trovato come voi, come movimento politico? Senz'altro. No? Allora, vede, per noi una soluzione importante è quella del carpooling. Questa è una bella cosa vuol dire? Io pensavo che vuoi dire nettare a macchina carpooling. Invece no, cosa vuol dire? Spieghiamolo. Carpooling, ad esempio, quando si condivide un percorso con altre persone e pertanto si condivide anche un mezzo di trasporto, nello specifico un'auto. Tra l'altro, se si è in 3 sulla stessa auto, non si incorre nel rischio della multa. Bravissima. Anche se non è oltre l'euro. Esatto, ma ora questo è il problema. Ti come fai a sapere chi che è la gente che fa la stessa strada a mattina? Te che passare le giornate andare in giro per la strada a domandare chi è che viene, che parte alle 8:30 che arriva? È un disagio, come se fermo a capire. Allora noi di Molto Buio Femociaro abbiamo trovato la soluzione. Ora te vai su un centro anziani, no? Che sei vecchi che giocano a carte. Te che ne ciappi tutto che dici, guarda, cosa io da fare domani? Vieni a lavorare con me. Ma scusi, io ti monti in macchina, che si in 3, non ti ciappi a multa. Fatto io di giocare a carte in centro anziani non staria, non che cambia niente, no? Ai 5:30 te vai torni, finita che ha fatto... No, non è carpooling questo. Come si chiama? Car batching. Va bene. Un metodo innovativo. Se volete iscrivervi al car batching andate a visitare il sito dell'assessore, però non mi sembra una soluzione... Se il vecchio sei furbo ti domanda anche 10 euro, ma ti te conviene perché sennò ti torti a macchina nuova, e ora che è meglio dare 10 euro ai vecchi, così tra qualche anno si paga anche il funerale. Per piacere, assessore, guardi, a parte che di una tristezza infinita questo ragionamento. Infatti c'è anche un'altra soluzione, ma è più complessa del car batching. E ora l'altra soluzione è il car funebre. Che sei l'autista, te che sei ti.
è il terzo del trio. Bisogna vedere se i Vigi o conta come uno, però non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però il nostro minuto politico finisce qui. Beh, che dire, Giorgio, grazie, ti do la linea, assessore, anche lei. Lascia le mie idee in mano al sindaco. Sì, ho capito, vediamo però che idee vuole fare? Ascoltami. Sì. Per dirti, domenica scorsa c'è stato un casino, perché non sapevo se era il blocco, se può andare in giro, Io ero confuso, non sapevo se usare a mia o no, insomma, alla fine che ho domandato al vicino. E a macchina? E a femmina. Ecco. Grazie Giorgio, grazie al vostro ospite. Grazie, mi raccomando, assessore, ha mai avuto così intenzione di diventare anche sindaco, fare una carriera politica diversa da assessore? Senz'altro, allora voglio... Intanto io ci tengo, Giorgio, a precisare agli amici a casa che l'assessore Contini non è assessore di questo comune, cioè del comune di Padova, ci tiene anche il comune di Padova a farlo sapere. Sì, esatto. Ogni modo, Giorgio, io sto pasturando in giro per le strade con numerose iniziative proprio per candidarmi non solo alle prossime elezioni, ma alle regionali del Veneto. Addirittura alle regionali. Devo fare una campagna al Marcà, tutti i giorni vado al Marcà con i volantini, no? E tampino tutti i signori con i volantini. Come si chiama questo progetto? Marcà Stretto, perché stavo attaccato tutti i vecchi che davano i volantini. Però non è carino, magari, insomma. Esatto. Vabbè, che dire. Grazie. Senz'altro. Grazie a Marco e Pippo e a Gaetano, ovviamente, che ci seguono in questa trasmissione.